Buongiorno a tutti, intanto grazie di essere venuti qui a Fontanelle. Il tempo speriamo che sia clemente, perché giustamente quello che avevamo previsto ieri sera eravamo veramente in difficoltà. La giornata si presenta buona, io spero che a mezzogiorno ti lasci fare la nostra sfilata, tradizionale sfilata, con la Santa Messa e tutte le autorità qui presenti per il loro intervento. Io credo che questa sia un'ottima giornata anche per tutti gli alpini, ma soprattutto per Fontanelle. Grazie. Siamo qui pronti in ammassamento, giornata che il tempo ci tiene, quindi siamo fortunatissimi due volte, una bellissima sezionale e siamo belli carichi per affrontare il fine di quella giornata con la nostra sfilata e quant'altro. Sempre attivo, da ieri sera a oggi, il sole è qui. Cadere gli strumenti. Beh, senz'altro sarà una giornata di festa e di ricordo. Dopo un po' di tempo che non ci si trovava a sfilare, ma soprattutto questa serve anche a preparare la grande adunata di Rimini. E quindi si parte entusiasti, si parte con la solita carica e soprattutto con la gioia di stare ancora insieme, dimenticando un po' la sventura di questi ultimi tempi. Buongiorno, allora io sono il primo locotenente Donato Tempesta e dirigo la fanfara alpina tridentina in congedo. Siamo qui a Fontanelle e ieri abbiamo fatto il concerto in una chiesa splendida, veramente con uno scenario fantastico, appena restaurata. Ci siamo trovati benissimo con il gruppo alpini di Fontanelle e con la sezione di Treviso. Siamo qui per il raduno sezionale e anche i 101 anni della sezione e il 60° anche del gruppo alpini di Fontanelle, un traguardo importantissimo. È stato veramente un bagno di folla ed è stato veramente un impegno in fraternità alpina, come si sentiva la necessità finalmente. Ecco, ci auguriamo tutti che la giornata si concluda come è iniziata. Ecco, grazie a tutti quanti, buona giornata.
buongiorno. Qua è posto, no? Là! Stringere perché così sentiamo. Diamo inizio alla cerimonia. Buongiorno e benvenuti a Fontanelle in occasione del raduno della sezione alpini di Treviso, organizzato dal gruppo alpini di Fontanelle in concomitanza del 60° anniversario di fondazione. Do il benvenuto al sindaco di Fontanelle Ezio Dan e a tutta l'amministrazione comunale, al sindaco di Motta di Livenza Alessandro Righi in rappresentanza della provincia di Treviso, al sindaco di Oderzo Maria Scardellato, al sindaco di Mansuè, Leonio Milan, al sindaco di Gorgo al Monticano, Giannina Cover, al sindaco di Porto Buffolè, Andrea Sebastiano Susana, al sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Stefano Pitton, e alle rispettive amministrazioni comunali con i loro gonfaloni, a tutti i sindaci presenti, al generale Lucio Gatti, al luogotenente Massimo Pettinicchio, comandante della stazione dei Carabinieri di Fontanelle, al comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andrea Carli, in rappresentanza del comandante della Brigata Alpina Giulia, generale Fabio Maioli, al consigliere dell'Associazione Nazionale Alpini, Daniele Bassetto, al presidente della sezione Alpini di Treviso,
Marco Piovesan, al vicepresidente vicario Franco Giacomini e a tutto il consiglio direttivo, al presidente emerito della sezione alpini di Treviso Raffaele Panno, ai rappresentanti delle sezioni alpini presenti, al capogruppo Pierantonio Ronchi e a tutto il gruppo alpini di Fontanelle, ai capigruppo e a tutti gli alpini del nono raggruppamento, al labaro dell'UNIR, Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, e ai loro rappresentanti, alla bandiera dell'Aspen Bosco Penemozze e al suo presidente Varinio Mino, ai rappresentanti dei gruppi alpini ospiti, ai capigruppo e a tutti gli alpini delle sezioni di Treviso, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma presenti con i loro simboli associativi, al coordinatore della protezione civile della sezione di Treviso, Bruno Prosato, e a tutti i volontari e a tutti i presenti. La cerimonia ha inizio con l'alza bandiera. Presenti, attenti! Alza bandiera! Attento! Alza bandiera. Presenti, riposo! Si rendono ora gli onori ai caduti. Prendono posto nell'ordine il sindaco di Fontanelle Ezio Dan, il consigliere dell'Associazione Nazionale Alpini Daniele Bassetto, il presidente della sezione alpini di Treviso Marco Piovesan, il comandante del 7° Reggimento Alpini colonnello Andrea Carli, il capogruppo di Fontanelle Pierantonio Ronchi. Presenti, attenti! Onori ai caduti! Para, attento! Onori ai caduti.
Presenti risposto. Ora, in trasferimento organizzato, ci recheremo in via Papa Giovanni XXIII, Salone Chiesa, per la Santa Messa.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, come parroco di questa comunità parrocchiale do il benvenuto e un saluto particolare a tutti voi alpini di Fontanelle e anche di tutta la sezione di cui oggi ricorre l'adunata. Un saluto alle autorità civili, militari qui presenti e a tutti voi convenuti per celebrare anche questo momento così importante per la storia del gruppo e del corpo degli alpini. Ringraziamo anche il Signore che contro ogni speranza, l'abbiamo chiesto ieri sera, e ci ha concesso anche il sole, almeno per questo momento, speriamo che duri fino al termine, e poi ci può rimandare anche la pioggia di cui effettivamente abbiamo bisogno. Commettiamo tutto nelle mani del Signore, chiedendo perdono dei nostri peccati, per poter celebrare degnamente questi santi misteri. Invochiamo anche la Divina Misericordia, di cui oggi ricorre la festa e la domenica. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato di questa ottava di Pasqua ha tanti spunti di riflessione. Ovviamente non possiamo vederli tutti, però ieri sera, dopo il bel concerto che abbiamo vissuto in chiesa parrocchiale della Fanfara Alpina Tridentina, ho pensato un po' a come collegare la festa degli alpini, quello che abbiamo vissuto ieri sera, con il Vangelo di oggi. E l'Evangelista Giovanni ci dice che Gesù appare ai suoi apostoli riuniti nel cenacolo il primo giorno della settimana, cioè l'indomani del sabato della sepoltura, quando Gesù risorge, e poi ritorna 8 giorni dopo, quando c'è anche Tommaso. E da qui nasce che cosa? La domenica Pasqua della settimana, no? 8 giorni e 8 giorni che si susseguono, che fanno che cosa? Che dovrebbero ritmare quella che è la vita del cristiano, perché la domenica segna un passaggio, no? Da una settimana all'altra, e segna il ritmo della vita. E provate un po' a pensare, se noi perdiamo il ritmo della vita, che cosa succede? Una gran confusione. Con la musica è ritmo, tutti vanno a tempo, e quel ritmo segna la scansione della melodia, della musica, e quando il ritmo è perfetto segna il tempo. Voi siete arrivati qui sfilando al ritmo della musica, che vi è permesso di tenere il passo corretto tutti quanti, sia chi fa fatica a camminare, sia chi vorrebbe andare più veloce, e sia chi magari qualcuno che è un po' più così addormentato, possiamo dire, no? Il ritmo è importante perché ci costringe a camminare in una disciplina, in un certo ordine. Con la domenica, giorno del Signore, di fatto vorrebbe aiutare l'uomo e la donna di quei tempi del nostro tempo a camminare e vivere la propria vita con un certo ritmo, con un certo modo di vivere. Il problema è che oggi purtroppo molte persone non ascoltano più il ritmo della musica e si salta la domenica, e che cosa nasce? Nasce il disordine, nasce la confusione. E voi, cari alpini, sapete bene che per fare corpo, no? Corpo degli alpini si dice, per fare corpo bisogna ascoltare qualcuno che è il capo del corpo e che mette in ordine tutte le membra del corpo. E non è forse così anche nella vita cristiana? Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa e noi siamo le membra. Abbiamo ricevuto il battesimo, ma il battesimo, per essere vissuto e per vivere come corpo di Cristo, ha bisogno del ritmo della domenica, dove noi ascoltiamo la parola di Dio che ci indica la strada. Riceviamo l'Eucaristia che ci alimenta e ci dà la forza per camminare. E riceviamo anche che cosa? Il dono della pace, quella pace che tanto invochiamo,
ma se non nasce dal cuore e se non nasce dall'incontro con Cristo è difficile costruire la pace. Il risorto appare e sta in mezzo agli apostoli e per 2 volte di domenica in domenica dice pace a voi. Per i governanti, perché illuminati dalla parola si impegnino a rimuovere le cause della povertà, garantendo il rispetto dei diritti degli ammalati e dei diversamente abili. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i ministri della riconciliazione, perché siano resi dallo Spirito Santo immagine viva di Cristo, medico e pastore, capace di accogliere e curare con tenerezza i penitenti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché nutrita dal risorto con la parola e il pane eucaristico, sia locanda della speranza, oasi di misericordia e casa ospitale per tutti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, aiutaci in questo momento difficile a trovare unioni tra le nazioni, pace e non guerra e ponti nella diversità. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Siamo alla vigilia anche del 25 aprile, festa della liberazione. Affidiamo al Signore tutti i caduti delle guerre passate e delle guerre presenti e invochiamo proprio dal Signore e dalla Vergine Maria il dono della pace, della concordia per l'Ucraina, per tutto il mondo e per ciascuno di noi. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Fermo nel cielo, fermo nel cielo, sempre viene la sera, i colori dei creati, del sole, del sole, la musica piana, come il vento del mare prende le mani e con mani nell'armonia. Dove
del plesso di Lutrano ringraziamo il gruppo Alpini per averci aiutato in questo brutto momento, dovuto alla pandemia del Covid, per essere sempre presenti durante le calamità come la tempesta Vaia, i terremoti e gli incendi che ci sono stati in tutta Italia. Grazie per portare beni di prima necessità dove ce n'è bisogno, come ora il popolo dell'Ucraina devastato dalla guerra. Vi ringraziamo anche per tutte le iniziative che organizzate per la scuola, come la visita al Bosco delle Pegne Mozze, che ci è piaciuta tantissimo, o le lezioni in classe. È per merito del volontariato che il nostro paese riesce a contrastare situazioni difficili e a far sentire meglio le persone anche nei giorni più bui. Grazie di cuore. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, sono i balzi delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che protegge le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dal vortice della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle vette vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci, raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e innavi, tu benedici i nostri esoridi e i nostri battaglioni e i nostri gruppi. Così sia. Una buona domenica, una buona festa a tutti. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria, dei nostri santi patroni, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Dio del cielo, Signore delle cime, tu nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo
La cerimonia continua con l'inaugurazione della via intitolata alla Brigata Alpina Giulia con lo scoprimento della targa. Invito il sindaco di Fontanelle Ezio Dan e il comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andrea Carli, allo scoprimento della targa. Prego. Prima delle allocuzioni delle autorità vi farò partecipi della lettera inviata dal Presidente della Regione del Veneto, dottor Luca Zaia. Pregiatissimo Presidente Piovesan, non potendo partecipare alla cerimonia per concomitanti impegni istituzionali, affido a queste righe le espressioni della mia più alta stima per gli amici alpini, che oggi in occasione del raduno sezionale festeggiano anche il 60° anniversario della fondazione del gruppo ANA di Fontanelle. 60 anni sono trascorsi, caratterizzati dalla condivisione di valori e di altruismo, mantenendo intatto sempre lo straordinario impegno che connota gli alpini, di cui condivido appieno lo spirito di coesione, di solidarietà, di rispetto che sempre anima le loro azioni. Non basterebbe un intero vocabolario per definire le penne nere, che rappresentano una grande e solida famiglia, che, come ricordo spesso, se non ci fosse bisognerebbe inventarle, perché rappresentano la testimonianza viva e presente della nostra storia e delle nostre tradizioni identitarie. Gli alpini sono costantemente disponibili nell'aiuto alla comunità, i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene, in occasioni di grandi emergenze, come hanno dimostrato anche in questi 2 anni di pandemia. Rinnovare quindi quei comuni intenti che hanno fatto nascere la sezione diventa un momento di riflessione anche per ideare le future progettualità che caratterizzano un operato sempre solidale. Sono quindi onorato di porgere il saluto della Regione del Veneto e mio personale ai cari amici alpini e a questo gruppo e alla sezione di Treviso e a tutti i presenti, augurando la migliore riuscita della 3 giorni di raduno sezionale, ricordando anche i nostri caduti che si sono sacrificati per la libertà. Con gratitudine, dottor Luca Zaia. Prende la parola il Presidente della sezione alpini di Treviso, Marco Piovesani. Buongiorno a tutti, alle autorità civili e militari qui presenti, ai tanti sindaci che ci accompagnano ai nostri raduni e alle nostre adunate anche, ai vessilli delle sezioni con sorelle, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Conegliano, ma abbiamo anche Bassano che oggi festeggiano anche loro il loro raduno sezionale a Mussolente, quindi
in concomitanza ci abbiamo scambiato anche l'onore di partecipare. Abbiamo anche il gruppo autonomo di Sydney qui presente, quindi abbiamo anche un estero importante anche per il nostro terreno, perché siamo tantissimi gente hanno emigrato, quindi è un collegamento che rimane ancora vivo tra tutti. Ai tanti gagliardetti anche di gruppi amici qui vicino e soprattutto al nostro comandante del 7º, del colonnello Carli, che ci onora della sua presenza, che ci rende sempre il collegamento con le forze armate, che quest'anno festeggia anche i 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini, quindi doppiamente significativo. Abbiamo fatto un 3 giorni, ma non solo, è stato un raduno sezionale che è partito più di un mese fa, con tante attività del 9° raggruppamento, belle mostre, importanti anche eventi musicali con il coro di Oderzo ad Oderzo, e veramente è stato un ritornare alle nostre origini, a far sentire veramente lo spirito alpino, che non è soltanto festa ma è anche tanta cultura. Noi all'interno delle nostre attività molteplici abbiamo tantissime cose, tra cui tanta anche cultura, libri, mostre. Abbiamo una bellissima mostra sulle cartoline del Corpo degli Alpini, del nostro capogruppo Citolin, che veramente è stata meravigliosa. E in questi 3 giorni, venerdì mattina eravamo qui, proprio qui, pioveva, abbiamo fatto l'alzabandiera con i ragazzini delle scuole elementari e medie, dei 3 plessi scolastici. È stata veramente un'emozione. I ragazzi che hanno alzato la bandiera sono stati perfetti e veramente emozionante. Un ringraziamento sicuramente agli insegnanti, ai direttori scolastici che permettono questa, diciamo, liaison con gli alpini veramente forte e condivisa. Ieri abbiamo fatto la cittadella della protezione civile, che come avete visto ancora fuori ci sono ancora alcuni pezzi, che ha dato lustro alla nostra sezione, ma soprattutto a quanto che fanno la protezione civile qui, proprio in questi territori, che tra il Monticano e il Livenza hanno vissuto veramente periodi veramente bui. Quindi un rinfrancamento del nostro essere alpini, del nostro essere, di fare cordata, come ha detto il Santo Padre all'udienza di fine febbraio, che gli alpini fanno cordata e voi avete dimostrato di farla molto bene. Quindi da parte mia, da parte di tutto il CDS, vi ringraziamo, buon compleanno Fontanelle e altrettanto anni a stare assieme. Viva gli alpini, viva l'Italia, viva Fontanelle! Grazie Presidente. Ed ora prende la parola il capogruppo del gruppo Alpini di Fontanelle, Pierantonio Ronchi. Buongiorno, un saluto a tutti i presenti e concedetemi un particolare saluto al colonnello Carli, che dopo quasi 50 anni mi ha ricordato il mio servizio militare in quel reparto. Festeggiamo 60 anni e il ricordo va ai soci fondatori, alcuni dei quali ancora con le scorie delle macerie della guerra e da cui hanno costruito questo gruppo, proiettandolo verso quelli che sono i nostri principi da tramandare nel futuro. Ringrazio soprattutto tutti i 104 iscritti al gruppo di Fontanelle, perché risultati, iniziative e qualsiasi cosa evidente all'esterno sono esclusivamente il frutto di un lavoro di squadra e di gruppo, e quindi un grazie personale a tutti quanti per l'impegno che ci hanno messo in tutte le iniziative e soprattutto per questa adunata sezionale. Un pensiero anche alla nostra madrina, che purtroppo, non essendo presente per motivi di salute, ci ha mandato un cordiale saluto. C'è poco da aggiungere, noi intendiamo continuare con questa strada. Abbiamo iniziato un lavoro molto intenso con le scuole, perché è nei giovani
il futuro, e a loro che dobbiamo lasciare quelli che sono i nostri principi e i nostri valori. Il servizio militare obbligatorio è finito e quindi i valori di rispetto delle persone, di ricordo dei caduti, della pace e soprattutto della solidarietà devono essere la nostra stella cometa che ci porta verso il futuro. E su questo noi ci siamo e intendiamo continuare. Grazie a tutti. Grazie capogruppo, ed ora prende la parola il sindaco del comune di Fontanelle, Ezio Dasi. Buongiorno a tutti. È difficile liquidare un sessantesimo in 3 minuti. Intanto un buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto al raduno sezionale e un sincero caro saluto agli alpini di Fontanelle e a tutti coloro che oggi hanno risposto alla loro chiamata. Un ringraziamento va fatto al capogruppo Pier Antonio Ronchi e il caposquadra Giuseppe Basso che hanno organizzato tutto questo e si meritano veramente un grosso applauso. Tagliare il traguardo di 60 anni è sempre una grande emozione e la testimonianza di un impegno che non è mai venuto meno nel tempo. Una storia fatta di gente concreta, onesta, dal forte senso civile. Gente che con il proprio impegno gratuito ha contribuito a costruire un pezzo della nostra Italia, libera, repubblicana, democratica, fondata sui principi costituzionali. Quella delle penne nere è anche la storia di Fontanelle, del loro straordinario impegno comunitario. Sono orgoglioso di affermare la solidarietà degli alpini è fatta di poche parole e di molti fatti, si toccano con mano. È sufficiente scorrere l'elenco di tanti progetti da loro realizzati, dove spiccano quelli dedicati ai ragazzi, un investimento prezioso e necessario nel futuro. I nostri alpini si sono resi attivi nelle scuole con le lezioni di educazione civica sul tema il comune e il suo funzionamento, sempre rivolti ai ragazzi, interventi dedicati alla protezione civile e il percorso naturalistico sull'argine del fiume Monticano. Ancora incontri con gli studenti sulla montagna e sulla sua salvaguardia, senza dimenticare il concorso delle sue premiazioni con gli elaborati nelle scuole locali, elementari e medie. Un aspetto nuovo che racconta la capacità dell'associazione di capire ed adeguarsi ai tempi. È stata l'assistenza fornita agli alpini per la protezione civile delle vaccinazioni del Covid-19, nella distribuzione delle mascherine e dei regolamenti agli accessi al mercato settimanale e tante altre sedi comunali. Senza dimenticare le persone fragili e in difficoltà che ci sono ancora nella nostra società del benessere. Non sono poi mancate le tante ore di volontariato dedicate alla manutenzione del verde pubblico, all'assistenza alla viabilità e alle manifestazioni sportive. Scorrendo poi la storia del gruppo di Fontanelle, come non ricordare la partecipazione alla ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976 e a quelle successive dopo i sismi in Abruzzo e in Emilia-Romagna, dove si sono costruiti e consolidati legami autentici che durano nel tempo. Saluto con simpatia gli amici di Sassascalo, provincia di Aquila qui presenti. Grazie. Grazie al sindaco di Aquila che con un videomessaggio ci ha ricordato e è qui vicino a noi, anche lui personalmente. Una particolare attenzione è sempre stata dedicata ai nostri alpini e al sociale, con la ricostruzione di una casa colonica di Fontanellette, adibita al recupero dei tossicodipendenti, inaugurata nel 1989, a cui è seguita la loro partecipazione al cantiere che ha trasformato un padiglione dell'ospedale di Oderzo in un centro diurno ora chiamato Il Mosaico.
Grande è stato anche l'impegno per il nostro comune, dove gli alpini hanno dato il loro deciso contributo alla sistemazione delle scale e i pianerottoli negli interni dei campanili delle chiese, così come hanno costruito e dato vita a questo centro polivalente Marcuzzo. Sede intitolata in questa occasione al caporal maggiore Zanchetta Giordano Di Pietro, nato a Fontanelle e morto in Carnia nel 1917, salvando la vita a un suo commilitone. Alpini e memoria è un binomio naturale che per il gruppo di Fontanelle si è concretizzato alcuni anni fa con il recupero delle gallerie e delle trincee sul monte Lagazzual, ed oggi con le uscite delle scuole delle penne mozze con gli allievi delle scuole primarie e secondarie di questo comune. Senza dimenticare l'intitolazione alla via Brigata Alpina Giulia, così fortemente voluta dal gruppo, per non dimenticare l'eroismo e il sacrificio di quelle penne nere, quelle andate avanti. Conosciamo tutti la fragilità del nostro territorio e abbiamo vissuto e pagato con tante emergenze idrauliche, sia nel nostro comune che nella zona del Motense e sia lungo il Piave. Ebbene, le penne nere e la loro protezione civile hanno sempre risposto presenti. La lezione degli alpini è chiara e appare oggi di estrema attualità. Gli alpini sono nati come corpo militare, ma che ha vissuto gli errori di 2 guerre mondiali, ma che ha fatto il proprio i valori di libertà, di pace, di giustizia, di democrazia, che sono insiti nella Costituzione repubblicana. Alpini che hanno conosciuto l'orrore della battaglia, ad oggi possono essere i testimoni più credibili di cosa vuol dire vivere la pace come valore assoluto e come valore da mantenere e difendere. Per questo chiedo ai nostri alpini: non smettete di seguire i nostri giovani ragazzi, insegnate loro la via del rispetto, della responsabilità, della partecipazione. Sono loro i primi ad aver bisogno di testimoni forti e credibili. Siate fieri di trasmettere nel vostro spirito di pace. Nulla è più attuale dello spirito alpino per conquistare una pace che sembra lontanissima. Grazie a tutti, grazie comunque agli alpini e alla Protezione Civile di Fontanelle. Grazie per quello che siete e trasmettete, grazie per quello che fate e continuate a fare. Grazie e buona festa. In questa speciale occasione, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, giunga a tutti voi la nostra sincera gratitudine. Con l'augurio possiate continuare la vostra opera con l'impegno, la passione e l'entusiasmo di sempre. Ci permettiamo, a ricordo di questa giornata, una targa che recita così. Capogruppo. Comune di Fontanelle, provincia di Treviso. Un grande grazie al gruppo Alpini di Fontanelle, dall'amministrazione comunale e da tutta la cittadinanza di Fontanelle per i 60 anni svolti a servizio della nostra comunità, offrendo il loro generoso aiuto nei momenti di difficoltà ed educando i giovani al volontariato e al rispetto della natura. Grazie Capogruppo. E a tutti gli alpini. Grazie infinite di questo riconoscimento. Noi come alpini siamo di poche parole e senza ombra di dubbio, finché possiamo, continuiamo. Grazie signor Sindaco. Ed ora prende la parola il comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andrea Carli. Prego. Autorità, alpini convenuti tutti a questo magnifico evento,
Sfrutto l'occasione che mi è stata data per intervenire per formulare due brevi indirizzi. Il primo è un indirizzo di saluto che rivolgo a tutti voi, in primis da parte del comandante della Brigata Alpina Giulia e il generale Maioli, che oggi per concomitati impegni non è potuto presenziare, e in secondo luogo il saluto del 7° Alpini, che mi onoro di comandare, e nei cui ranghi un po' di anni prima del sottoscritto molti di voi qui presenti avete prestato servizio, e questo per me è veramente un aspetto molto significativo. Il secondo indirizzo che vi rivolgo è quello del ringraziamento. Ringraziamento che non è una parola scontata, ma è una parola che deriva da quello che quest'oggi ho vissuto durante questa cerimonia, durante questo evento. In primo luogo il ringraziarvi per mantenere vivi i nostri valori di cittadini italiani, i nostri valori nazionali, e la cerimonia dell'alzabandiera e anche la cerimonia in modo particolare per il ricordo ai nostri caduti. Anche questi sono aspetti che hanno veramente toccato l'intimo del sottoscritto, perché fa vedere che sono cose veramente sentite e vive, considerato il numero veramente enorme di partecipanti a questo evento. E il secondo è un ringraziamento per tutte le attività di utilità sociali che vengono svolte dall'Associazione Nazionale Alpini, e in questo frangente un ringraziamento particolare chiaramente alla sezione di Treviso e al gruppo di Fontanelle, che nel corso della giornata, come nei numerosi interventi sono stati fatti, non posso che elogiare veramente tutte le attività incentrate sui nostri valori alpini di solidarietà, altruismo e vicinanza reciproca e fratellanza. E di questo veramente penso che dobbiamo esserne tutti grati. Concludo questo mio breve intervento con la nostra classica formula: viva gli alpini, viva l'esercito e viva l'Italia. Grazie comandante, ed ora prende la parola il consigliere dell'Associazione Nazionale Alpini, Daniele Bassetto. Buongiorno a tutti, autorità civili e militari, buongiorno. Io porto il saluto del Presidente nazionale Sebastiano Favaro, che oggi è in Piemonte, che non ha potuto arrivare, e di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale che mi onoro a rappresentare oggi. Prima di tutto un complimento per i 60 anni del gruppo Alpini di Fontanelle, un gruppo che ha saputo sempre mettersi in mostra, al quale auguro tanta vita e auguro di continuare nelle loro attività. Noi alpini siamo sì un'associazione d'arma, ma siamo un'associazione di pace, che vogliamo lavorare per la nostra comunità e che vogliamo essere sempre presenti ogni volta che la nostra nazione ha bisogno di noi. Ricordo soltanto 2 dati. Per Operazione Vaia eravamo presenti, col Covid altrettanto presenti. Soltanto, signori sindaci, 25.000 persone alpine hanno lavorato per la pandemia, quindi credo che sia un numero da ringraziare veramente tutti i nostri associati. E da qui voglio dire: non demordere. Alpini, dobbiamo continuare, dobbiamo venire fuori dalle case e dimostrare ancora una volta chi siamo e chi vogliamo continuare a essere. Anche il governo italiano da qualche giorno ha riconosciuto la nostra forza, finalmente ha capito che senza gli alpini non si può stare, e hanno anche dato una data, quel 26 di gennaio, premetto che è una data che l'ha individuata il governo italiano, non noi alpini, perché noi alpini avevamo proposto tante altre date. L'ha voluta il governo italiano, Camera e Senato votata all'unanimità, quindi evitiamo di farci, come si può dire,
sobillare da quelle persone che dicono il 26 gennaio per noi è stata una catastrofe. No, noi abbiamo voluto portare a casa la nostra pelle, abbiamo voluto venire a casa, a baita, come diciamo noi alpini, e abbiamo aiutato gli altri a venire a casa. Quindi non siamo stati un popolo oppressore, ma abbiamo voluto rientrare col sacrificio di tanti che sono andati avanti. Questo è bene che lo sappiate, perché vediamo tante fake sui giornali, sui media che dicono di tutto e di più. La seconda cosa che vorrei invitarvi è appunto non demordere. Noi abbiamo l'appuntamento adesso a Rimini, il 5 e l'8 maggio. Vi invito a essere presenti, dobbiamo essere presenti, dobbiamo far vedere all'Italia tutta che siamo un'associazione viva, un'associazione che vuole essere presenti in questa Italia. Altro appuntamento che vi do è quello del Triveneto ad Asiago, se non lo sapete abbiamo il Triveneto ad Asiago, e per finire a ottobre abbiamo la manifestazione di chiusura di 150 anni del Corpo degli Alpini. Sapete che quest'anno si festeggia i 150 anni, ci sono tutta una serie di manifestazioni alle quali vi invito di guardare nel sito dell'Anna Nazionale, nel giornale e in altri strumenti che ci sono a disposizione, perché abbiamo organizzato una marea di attività. Dalla salita alle 150 cime, dove in un unico giorno andremo a accendere il tricolore lassù, proprio per il segno della solidarietà al nostro popolo italiano. Andremo a fare una staffetta che parte dal Piemonte e arriva in quella dei Friuli, a Trieste precisamente, che attraversa tutta l'Italia con dei percorsi ben organizzato e ben fatto, dove che a Trieste appunto faremo la chiusura di quella staffetta. E per finire poi ci sono tutta una serie di attività culturali che, come avrete già visto, abbiamo iniziato a fare nelle maggiori città e dove vengono richieste. E per finire, a 15 di ottobre andremo in piazza del Plebiscito a Napoli, dove è stato firmato 150 anni fa appunto la nascita del Corpo degli Alpini. Queste informazioni ho voluto darvi proprio per approfittarne di dirvi viva gli Alpini, viva l'Italia! Grazie consigliere. Passiamo ora alla consegna degli attestati di benemerenza. Invito il capogruppo alla consegna dell'attestato di benemerenza al socio fondatore del gruppo Alpini di Fontanelle, Alpino Andrea Palù. Ed ora il capogruppo del gruppo Alpini di Fontanelle consegnerà un presente alle autorità a ricordo dell'evento. Al sindaco di Fontanelle Ezio Dani. Al consigliere dell'Associazione Nazionale Alpini Daniele Bassetto. Al presidente della sezione Alpini di Treviso Marco Piovesano. Al comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andrea Carli. Al presidente emerito della sezione Alpini di Treviso, Raffaele Pacco.
Siamo giunti al termine della cerimonia. Ringrazio le autorità civili, militari, religiose, le associazioni combattentistiche ed Arma e tutti i presenti. Di nuovo grazie e buona domenica.